quando il doge accoglieva il rappresentante del popolo che gli portava il ciocco, e probabilmente sarà stato un ciocco d'aloro, non lo so, perché l'aloro è profumato come tante altre piante, e gli presentava appunto le lamentele, e il doge gli donava i sementi per l'anno che doveva venire, che deve entrare. Noi bruceremo l'aloro al termine di questa semplice manifestazione e rimarranno i famosi mucchetti, il residuo della bruciatura, che si dice portare in casa porti bene. La Liguria ne ha bisogno e speriamo che in questi anni, in questo tempo con fuoco, ci porti un po' di fortuna per tutte le sventure che abbiamo avuto. Comunque, adesso io passo la parola al nostro nonno. Noi andiamo nelle scuole a proporre il genovese, una tradizione, un qualcosa che sentiamo nostro, ma non disdiciamo gli altri, vogliamo che capiscano che noi abbiamo queste radici e queste radici noi le portiamo ai giovani che apprendono nelle scuole. Ringraziamo le scuole che ci accolgono con tanta fatica, perché sapete che le scuole sono bombardate da tutte le parti, quindi noi siamo entrati, adesso abbiamo proprio in questi giorni siamo entrati a Sesti Levante in altre 10 classi, quindi se ci sono dei nonni disposti e disponibili a parlare sestrin, a parlare senese, a parlare quello che vuoi, si vuole venire con l'Eudo, chi si presenta, perché chiediamo il materiale per poi insegnare la nostra tradizione, la nostra lingua nelle scuole. Adesso invito qui Paolo Regati, che è uno dei nostri maestri scolastici, che leggerà il Subuglio di Natale, ma lascio la parola a te, Paolo. Buonasera a tutti. Vi leggo una piccola filastrocca che rende un po' l'idea di come è l'atmosfera di Natale di una volta. Si intitola Usciato di Natale. Tutto l'anno con gran stento se mangia per non morire, quando a cena ben Natale ciascheduno mangia per due. Si incomincia in mese avanti in te case di te spie a pensare per questo giorno a guarnire bene i poulet. A mattin che le han conscuro senti criare tutti i figli: oh mueca, ti offro panduse a Natale, quante che vuoi? Quanti monti de panduse spuntano là da pastissè, de croccanti e cubelletti paccio via umana da sé. I loanti in te biteghe se fan vedere ciuloa, per pigiao di nada noce, quello di da un principà. Vegna scienza da montagna e paesen l'han semenà, se ve portano 2 castagne non sei più ricompensà. Che a messa de mezzanotte, un bambino va in scelartà, chi che va per fare l'armoagia, chi per dare qualche sponciun, chi per fare mesa pisaggia, qualche dun per devozione. Grazie Paolo, questa lo so che è difficile a genovese. Gino Paolo l'ha incisa, è diventata la sigla della trasmissione, ma è diventato anche un disco e una musicassetta. È una cantegua, cioè una cantilena, una canzonaccia, dal latino canticula. Era cantata dai contadini liguri durante la novena dei morti, oppure dai ragazzini durante le feste di Natale, quando andavano di casa in casa a chiedere i dolciumi, evidentemente anticipando quella che poi diventerà Aloe. È volutamente, chiaramente, ispirata alla poesia Litania di Giorgio Caproni, dedicata a Genova. Io ve la leggo in genovese e mi scuso per il mio genovese che non è sicuramente perfetto. Zena lì come l'è, alle zena de pre, zena senza memoria, le zena de Purtoia, casanna de buon senso, zena de San Vicenzo, pampano per i figli, alle zena d'umo, zena de Scoggio e Daina, le zena da Madaina, zena da Lou e de Cou, zena de Sant'Eudou, zena tutti sestè, zena lascia indere, zena bruciato su, zena deina e de grigiù, zena ma se che penso, le zena de San Lorenzo, de Nastri e de Palmè,
Zena de San Matteo, Zena Vecciamainea, Zena de Sant'Andrea, Zeno devo partire, le Zena de San Sci, Zena da un barconetto, de Scurerie e Campetto, Zena de sempre quelli, de Susisia e Magelli, Zena de Affea Bagnà, Zena de Sant'Agà, scoverta Parmo a Parmo, le Zena de San Carmo, Cangià e non me ne accorgo, de Vigne de San Zorzo, de Crosetti e de Mun, Zena de San Simun, Zena do tempo antigo, de Viuvette e de Spigo, de Pissaggia de Ste, Zena de Casamè, Zena de tutti quanti, Zena di Quattro Canti, Zena de Frigiulè, de Rampe e de Schinè, Zena de Griffo e Cruge, de Nucampo e da Fuge, de Magun e Allegria, Zena de Suturia, Zena Liti e Cetesi, de Govi e di Manesi. Bravo. Auguri a tutti voi, grazie per la vostra squisita ospitalità. Sono il vicepresidente Lazzari della sezione di Genova, porto i saluti del presidente dottor Panzini, che oggi era impegnato altrove, e dell'intero consiglio direttivo sezionale di Genova. Vi ringraziamo per questa bella iniziativa, siamo grati e commossi, ripeto, della vostra squisita ospitalità. Grazie di cuore. Se il sindaco me lo consente, vorrei dire una cosa semplice. Il Leudo non si muove solo in queste cose folcloristiche. Proprio la settimana scorsa siamo stati a Genova, al mercatino di San Nicola, e abbiamo, come tante altre realtà, abbiamo contribuito con il grande professor Pierluigi Bruschettini, per il Gaslini, per la band degli Orsi. Abbiamo cucinato più di 120 porzioni di bagnon. E lo abbiamo fatto volentieri e lo facciamo sempre, molto volentieri. E voglio dire che oggi si conclude Telethon, quindi spero che da Sensi Levante parta la voglia di aiutare questa organizzazione, questo Telethon che tanto fa per la ricerca. Che siamo qui, mentre l'anno sta per finire, ma che sempre in veggioso che si chiama con fuoco. Salutiamo i presenti e i passanti, vedio che ne per tutti, i feti sono tanti, tanti belli e tanti brutti. Cominciamo a cenare e che ne per tutto l'anno. Ogni conseggio a ratelà, augurandosi che non faccia un danno. Cria o conti con l'armania, risponde l'assessore competente e che rompa un po' o belli. E chi paga a povera gente. A chi si ferma e a chi passa, se ganquede sta a sentire che contiamo un po' di ambasce mentre l'anno sta per finire. Cominciamo da Portobello, in Torregno di Marcello, che va a caccia dei turisti e quest'anno chi l'ha visti? In questa situazione non c'è niente da fare. E in ultima soluzione cominciano a serrare. Che l'anciua, che la sardina, che ne per ogni mena, ma se te puoi sfortunare, ti appiggi tu dere anche se te assetto. Ti te svegli una mattina, a notizia in sa piscina, e quando va sotto su, ecco ancora pure tu. E l'arriva cian cian da pagare o fu pian, e il problema è grande. L'assessore le muande, ma sestri o se sa anche stota o gaffa. Devo dire che in settimana ho la fetta pulire chinette, grazie Mauro Batilana, se strade sono nette.
ma che neanche paghi e l'effetto noto, andandosene in giro all'esteta anche all'otto. E fotografò all'Ausè, senza vedere i fetti veggi, per dire a te chi mancano i parcheggi. A pratica le ferma e nessuna segura se va avanti a caserma, sai amica una brutta figura. O seguro non scrolle per dire a te ci fetti meno parole, ci stai meno i carbine. 30 anni sono passati, trovano a sede l'ingianchina o banca. Non sappiamo perché, ma poi non ho niente da fare. Con queste pole serie e leste auguro a tutti buone feste. Signoria. Insomma, prova a rispondere cercando un po' tra il serio e il faceto, ma cercando di dare le risposte che ha chiesto, che sono anche fatti e questioni importanti per il nostro presente e per il nostro futuro. Intanto con l'augurio, riferendomi un po' alle prime parole che ha letto, che all'interno di quel consiglio cerchiamo di non fare danni, speriamo, un augurio che ci facciamo tutti e tutti assieme. Credo che nella volontà di non fare danni ci sia un'unità di intenti, di maggioranza e minoranza per cercare di fare il bene di Sestre Levante. E il primo tema che è stato sollevato dall'Abate è quello del turismo, che è un tema vero. Quest'anno tutta la nostra Liguria ha avuto qualche difficoltà in più, soprattutto nella prima parte dell'anno. Devo dire che poi ad agosto-settembre i dati sono stati più confortanti, hanno permesso a Sestre Levante di chiudere in pareggio come dati, però effettivamente ci sono stati problemi seri. Credo che ci siano tante ragioni e una delle principali in quest'anno, proprio per quanto questa crisi del turismo ha colpito tutta la Liguria, sia legata a tutte le sciagure da cui la Liguria è stata colpita nell'ultimo anno e mezzo. Penso al Ponte Morandi, penso alle mareggiate, penso a tutta la situazione che ha riguardato e purtroppo sta continuando a riguardare le vie di comunicazione, che sono uno dei primi elementi che determinano l'arrivo del turismo.